Al via dunque la terza corsa e seconda prova del Superfrustino Tommaso Grassi Award. Sono in 8 per i ritiri di Adele F e RWF. Lo schieramento 1 Zea, 2 Vian Rose, 4 Apollo F, 5 Alchimia di Casei, 6 Vasterbo Sky Height, seconda linea, 7 Unico Giasheba, 8 Striker, 10 Vortice Leo. Alchimia di Casei, la nettissima favorita, numero 5 Marco Stefani. Vediamo la fase di lancio con Alchimia che scatta velocissima, all'esterno Vasterbo Sky High cerca subito di trovare la sua schiena. Vediamo se riuscirà a inserirsi in seconda posizione René Legati. Ha sbagliato intanto numero 1 Zea squalificato, e si accoda in seconda numero posizione 4 Apollo F squalificato, Sky numero 7 Unico Giasheba squalifica anche per Unico Giasheba, già diverse squalifiche nei primi 300 metri di gara. E intanto Alchimia di Casei, la favorita, è in vantaggio nei confronti di Vasterbo Sky Height, che potrebbe essere davvero un'insidia. Vian Rose più indietro. Sono rimasti praticamente in 5 all'avanguardia. E Alchimia di Casei continua buona andatura, ha completato in 36.400, 46.3.600 ora. Lieve calo sulla piegata, 15.7 in totale controllo, ma mantiene 2 lunghezze abbondanti di margine. Alchimia nei confronti di Vasterbo Sky Height, all'esterno cerca di impegnarsi Striker che supera parzialmente almeno Vian Rose. Poi anche Vortice Leo si impegna all'esterno. Intanto 1 minuto e 8 decimi con Alchimia di Casei che ha iniziato ad allungare. Un parziale in 14.5, poi un 14.3, chilometri in 1.15.1. Prende netto margine di vantaggio Alchimia di Casei, in seconda posizione Vasterbo Sky Height, si impegna per corsie esterne invece Striker, ma l'andatura è decisamente sostenuta e nessuno riesce ad avvicinare la battistrada che sulla curva finale ha 20 metri di margine nei confronti di Vasterbo Sky Height, che rimane il primo inseguitore. Ora sta passando in terza posizione Striker, ma avanza anche Vortice Leo. Completamento della curva per quanto riguarda almeno la battistrada Alchimia di Casei, che vive in un'altra dimensione e vince davvero isolata in avanti. Alchimia di Casei, 20 metri abbondanti sul traguardo per precedere Vasterbo Sky Height, mentre per il terzo Striker tiene a bada Vortice Leo. Più indietro al quinto per l'ultimo punticino Paolo Scamardel con Vian Rose. La vittoria dunque per Marco Stefani, che si prende i suoi 10 punti in questa seconda prova. Il secondo posto per René Legati, ancora un posto d'onore per René Legati dopo il secondo in foto nella prima prova del Superfrustino. Ora secondo nettamente a distanza, ma sono altri 5 punti e anche questi fanno ovviamente quantità e serviranno eventualmente alla fine.